Daydream, anticipazione episodio 95. Jeanne e Sanem, un piano per far pace. Alla cena a casa di Ivit, Jeanne fa molti scatti alle pietanze preparate e anche alle due inseparabili Yuma e Pauline. Per l'occasione arriva Ijit e Jeanne è davvero scocciato. Sanem e Ijit si appartano a mangiare qualcosa insieme. Poco dopo il ragazzo si sposta a parlare con la sorella e Sanem scorge Jeanne solo appartato in un angolo. Iniziano a parlare ma vengono interrotti volutamente prima da Yuma poi da Pauline, che lo porta a parlare del suo libro poco distante. Intanto Mirre si avvicina a Leila, le porta uno scialle e le chiede se è annoiata. Lei gli risponde che sono amici e colleghi e che si rispettano. Poco dopo Leila vuole andarsene e anche Sanem decide di farlo, sentendosi ormai un pesce fuor d'acqua. Ijit si offre di accompagnarle e Jeanne le guarda andar via, chiaramente dispiaciuto ma senza far nulla. Ognuno a casa propria e nella propria stanza pensa alle persone che ama. Sanem prende in mano il ciondolo regalatogli da Jeanne per il compleanno, lo osserva a lungo, guarda più volte l'albatros dipinto alla parete e piange amaramente. Il giorno successivo, in agenzia, Jeanne è infastidito da Ijit che cerca Sanem. Sanem è infastidita da Pauline che vuol parlare con Jeanne. Gégé nota tutto e telefona a Diane e la coinvolge per trovare una soluzione al fine di far riappacificare Jeanne e Sanem. Il loro è un grande amore. Gégé poi chiede aiuto a tutto l'ufficio per elaborare un piano, compresi Mirre, Leila e Deren. Insieme propongono di attirare i due nello stesso luogo, una cella frigorifera, e di rinchiuderli là per far sì che possano parlare e ricordare il loro amore. Deren va da Sanem e le parla di un nuovo lavoro, chiedendo anche l'aiuto di Gégé che esce con la ragazza. Poi va da Jeanne e lo informa che un cliente importante li vuole incontrare. Gégé porta Sanem in una cella frigorifera dove c'è davvero molto freddo. Intanto Mirre e Leila partono insieme per andare in banca, ma poi lui ferma l'auto perché vuole parlare con lei, lasciando capire che aveva escogitato tutto per stare da soli. Leila è molto arrabbiata e gli ricorda che è fidanzata. Intanto, nella cella frigorifera, Sanem ha molto freddo e grida ancora per farsi aprire. Jeanne non vuole sentire le sue urla e le fa indossare il suo giubbotto. Ma Sanem trema per il freddo e Jeanne l'abbraccia. I due si ritrovano con i visi molto vicini e anche Sanem abbraccia Jeanne. Intanto Leila è uscita dall'auto ed Mirre la insegue. La ferma sulla stradina del parco, le dice che ha dovuto lasciarla perché Eileen l'aveva minacciato di rivelare tutto a Jeanne e che vuole una possibilità. Lei gli dice che le ha spezzato il cuore, ma Mirre ribatte che la ama e vuole renderla la donna più felice del mondo. Leila pensa a Osman e dice a Mirre che è felice, ma lui sa che non lo ama, altrimenti glielo avrebbe detto. Nella cella intanto Jeanne e Sanem parlano abbracciati, poi però tornano a discutere. Lei gli ricorda che partirà per i Balcani, lui che andrà a lavorare con Ijit. Jeanne dice che Pauline è la sua vecchia amica, lei dice che Ijit è il suo nuovo amico. Jeanne aggiunge che va nei Balcani per trovare un po' di pace, anche Sanem gli dice che lascia il lavoro per trovare un po' di pace. Jeanne non capisce perché li abbiano bloccati lì dentro. Sanem gli dice che credono che lui penserà a lei quando sarà partito. Jeanne conferma che sarà così, ma Sanem ribadisce che vuole iniziare una nuova vita. Ayan decide di aprire la cella. Jeanne e Sanem escono, ma le cose tra loro non sembrano essere migliorate. Sanem dice che non può restare altri 10 giorni a lavorare in agenzia, se ne andrà subito. E Jeanne ribatte che partirà per i Balcani l'indomani. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!